Nella sala consiliare del Comune di Noventa sono state presentate le giornate della salute, l'iniziativa promossa dal Comune che ritorna per il quarto anno con l'obiettivo appunto di promuovere quello che è il benessere e quella che è la salute. Si parte a fine marzo in concomitanza con il Giro d'Italia Handbike con due iniziative il 27 e il 29 marzo e si prosegue con un ricco programma di iniziative fino alla fine di maggio. L'idea di proporre alle persone dei momenti di riflessione, di conoscenza sul tema legato alla possibilità di migliorare o di modificare i propri stili di vita per trovare uno stile di vita che sia sano rispetto a tematiche diverse. Sano rispetto alla propria salute, sano rispetto all'ambiente, sano rispetto alle relazioni e ai rapporti con le altre persone. Questo è l'obiettivo che ci portiamo avanti da 4 anni, come diceva giustamente lei. Quest'anno in più alcuni eventi li mettiamo in streaming proprio per dare l'occasione a chi eventualmente non può essere fisicamente presente, soprattutto qui nella nostra sala consiliare dove terremo gran parte dei nostri eventi, non può essere fisicamente presente, che però possa ascoltare e seguire ugualmente l'iniziativa. Ancora una volta uno dei fili conduttori sarà anche il coinvolgimento dell'associazione, ne avete coinvolte tante, ogni iniziativa con un coinvolgimento di una realtà dell'intero territorio, non solo di Noventa. Sì, facciamo il possibile perché credo che pubblico e privato collaborano sempre durante l'anno, ma averli coinvolti per dire cosa proponete voi che noi possiamo accogliere e ben accogliere per poter come dire, avere una risposta migliore e più efficace per la nostra comunità e non solo la comunità di Noventa ma anche la comunità allargata, ecco questa è l'occasione attraverso la collaborazione tra la pubblica amministrazione e le associazioni che di fatto sono molto operative nel territorio.